Da 25 anni ogni giorno si ripete la stessa scena: caos, traffico impazzito, rischi enormi per studenti, insegnanti e cittadini, ma dal comune nessuna risposta. E questo l'amaro commento del segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, che denuncia ancora una volta la situazione insostenibile della zona compresa tra il quadrivio Spinasanta, Monte e via Matteo Cimarra, Valle, dove insistono 4 istituti scolastici. All'uscita della scuola, afferma Buscemi, migliaia di ragazzi e docenti si riversano sulle strade, sia con mezzi propri che con mezzi altrui, mentre i residenti rientrano dal lavoro e i genitori si fermano con le auto lungo la via Mazzini e la via Cimarra per attendere figli. Il risultato? Traffico paralizzato e caos totale. È una situazione assurda, continua Buscemi. Oggi un'ambulanza ha impiegato diversi minuti per riuscire da via Cimarra, bloccata dal traffico. Anche un camion della protezione civile è rimasto fermo per oltre un'ora. Se si fosse trattato di un'emergenza grave, se ci fosse stata in gioco una vita umana. La CGIL di Agrigento accusa quindi l'amministrazione comunale di inerzia e incuranza, ricordando che il problema si ripete da anni senza che mai sia stato elaborato un piano di viabilità o di emergenza per la zona. Ci chiediamo, continua Buscemi, se l'amministrazione guidata dal sindaco Miccichè intende finalmente intervenire, come troppo spesso accade in questa terra. Si aspetta il morto prima di muoversi. Basteranno 2 vigili urbani all'uscita delle scuole per regolare il traffico e garantire la sicurezza. Il sindacato della CGIL chiede pertanto provvedimenti immediati, a partire dalla presenza quotidiana della Polizia Municipale nelle ore di punta e da un piano di deflusso per via Matteo Cimarra. Non si può continuare a sfidare la sorte, conclude il segretario della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi. Il comune intervenga subito prima che la cronaca si trasformi in tragedia.